Uno scontro violentissimo, frontale, che poteva avere conseguenze ben più tragiche, quello che ha mandato in tilt la strada regionale feltrina tra Pederobba e Alano di Piave. È circa mezzogiorno quando due auto entrano in collisione, esplodono gli airbag, le carrozzerie si accartocciano su se stesse, immediato l'allarme, dal Cafoncello parte l'elicottero del SUEM 118, un'ambulanza da Valdobbiadene, automedica da Montebelluna, arrivano i vigili del fuoco, i carabinieri delle stazioni locali, ad avere la peggio, un cinquantenne trevigiano soccorso in codice rosso, le sue condizioni sono migliorate nel corso del pomeriggio, ferito anche l'altro conducente, paralizzata per quasi 2 ore la viabilità al confine tra le province di Treviso e Belluno. Sono qui da 1 ora e mezzo e ancora non si muove nulla perché evidentemente è così talmente grave che non riusciamo ad andare avanti, tutto qua. La Feltrina resta un nodo nero. Sicuro, sempre, purtroppo è così. Questa credo che sia la strada più trafficata che abbiamo nel Veneto. Poco prima delle 14 la riapertura in entrambi i sensi di marcia dopo i rilievi di legge affidati ai carabinieri. Un copione che troppo spesso si ripete da queste parti, come ben sa Loris Gregolon, titolare dell'Osteria Il Pescatore, ultimo baluardo della marca prima di Fener. È un'opinione mia ma anche di tanti clienti che secondo me qualche autovelox posto in altre postazioni piuttosto di dove è ora non farebbe male, perché veramente assistiamo anche a sorpassi che spesso e volentieri potrebbero portare a, come oggi, dopo non so la dinamica ovviamente, ma a situazioni tragiche. C'è poi una questione infrastrutturale relativa alla viabilità secondaria e alternativa. Lo stesso Gregolon va dritto al punto. Penso alla strada che porta a Biolino e Vidor, lì è sì una strada alternativa ma presenta, penso, anche quella le sue criticità. Penso al ponte di Vidor stesso, che parlano da una vita che debbano rifarlo, comunque farne uno nuovo, probabilmente sarebbe ora, anche perché quando si intasa il traffico in Feltrina è un disagio e non c'è maniera di scendere e soprattutto di andare verso Feltre e Belluno.